Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il notiziario di Prealpina, oggi domenica 4 febbraio. In apertura l'omicidio di Andrea Bossi, il 26enne ucciso a Cairate il 27 gennaio scorso. Ieri i funerali del giovane. Intanto le indagini hanno imboccato una direzione precisa: gli aggiornamenti nel servizio di Veronica De Rio. I carabinieri della compagnia di Busto Arsizio restano di pattuglia sotto l'abitazione di Andrea Bossi, il 26enne accoltellato nel suo appartamento di via Mascheroni 1 a Cairate. Non sono mai andati via dal momento del ritrovamento, sabato 27 gennaio, quando il padre della vittima ha rinvenuto il corpo privo di vita del figlio. Il giovane era stato ucciso con un colpo secco al collo, alla giugulare, nella notte tra venerdì e sabato. Martedì scorso è stata eseguita l'autopsia, mentre sabato 3 febbraio il funerale. I genitori Tino Bossi, Rosanna Bacher e la sorella Federica sono sempre rimasti in silenzio e hanno chiesto di rispettare questa scelta, distrutti dal dolore. Intanto gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, continuano le indagini. Sembra che fin dalle prime ore abbiano seguito una pista ben precisa, sicuramente di una persona nota alla vittima che aveva accolto a casa con la massima confidenza. Non è escluso che nei giorni scorsi ci siano state anche delle ricerche oltre confine nel vicino Canton Ticino, seguendo la pista dell'oro e dei gioielli sottratti ad Andrea Bossi. Ancora problemi nel carcere di Busto Arsizio. La protesta di due detenuti stranieri ha scatenato il caos e i sindacati tornano a sottolineare come la situazione nelle case circondariali lombarde sia insostenibile. Il servizio. Devastazione, minacce e caos, alta tensione nella casa circondariale di Busto Arsizio. Ieri due detenuti stranieri assegnati in sezione ordinaria chiusa con bastoni rudimentali hanno devastato il corridoio del reparto, utilizzando anche un idrante. Hanno minacciato per più di un'ora di uccidere chiunque entrasse. Solo verso le 17 l'emergenza è rientrata grazie al personale di polizia penitenziaria. Uno dei due detenuti, sottolinea Alfonso Greco, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, doveva scontare il 14 bis, articolo dell'ordinamento volto alla tutela di particolari esigenze di sicurezza legate al comportamento dei detenuti, ma gli è stato revocato ad inizio gennaio. I sindacati, anche per bocca del segretario generale del SAPPE, Donato Capece, evidenziano come la situazione all'interno delle carceri lombarde sia da tempo insostenibile, sollecitando l'amministrazione penitenziaria ad intervenire. Bulgari Hotel di Pechino dichiara di essere profondamente dispiaciuta per quanto accaduto allo chef Daniele Ferrari e che si è prontamente attivata con la compagnia assicurativa per assicurarsi che tutte le spese mediche siano coperte fino alla sua completa guarigione. Questa nota, ricevuta e pubblicata oggi da Repubblica sulle sue pagine internet, fa finalmente un po' di chiarezza sul caso di Daniele Ferrari, il sous-chef del ristorante stellato di Nico Romito, rimasto gravemente ferito in un incidente stradale occorsogli mentre era in moto sulle strade della capitale cinese lo scorso 13 gennaio. Stando alle medesime fonti, le condizioni dello chef mannatese, molto critiche nel periodo immediatamente successivo all'incidente, sarebbero in lento miglioramento. Sicuramente però serviranno degli interventi chirurgici dopo le serie lesioni subite al volto e a numerosi organi, dice la nota. Gli amici avrebbero spiegato che Ferrari progredisce soprattutto nella respirazione, ma sarebbe ancora sedato per evitare complicazioni. E ieri il collegio Rotondi di Gorla Minore era a Roma per un'udienza privata con Papa Francesco e per una messa solenne in San Pietro. Al termine il rettore, Don Andrea Cattaneo, ha tracciato un bilancio dell'esperienza. Ascoltiamo le sue parole. Abbiamo appena finito la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, celebrazione di ringraziamento per il 425esimo di fondazione del Collegio Rotondi. La celebrazione ha seguito l'udienza con Papa Francesco, un momento storico dove abbiamo visto un Papa Francesco affettuosamente vicino ai ragazzi, agli alunni e alle famiglie. Vogliamo custodire nel cuore questo momento, ricordarcelo con grande fede, ma soprattutto con un senso di riconoscenza. Tutto quello che abbiamo vissuto oggi è un giorno di grazia, non dobbiamo cancellarlo, troveremo il modo per custodire la memoria e ricordare questo giorno così grande. Oggi a Varese la festa della Candelora e la benedizione delle gestanti. Ci racconta tutto Barbara Zanetti.
Le mamme in attesa si accostano a questo momento di preghiera con devozione per chiedere sostegno per sé e per il nascituro. Così il preposto di Varese, Monsignor Luigi Panighetti, al rito della benedizione delle gestanti che si è svolto domenica pomeriggio al santuario della Schiranetta con una sola N di Casbeno, in occasione della festa della Candelora. Una ventina i pancioni che sono stati benedetti e tante mamme arrivate non solo dalla città ma anche dai comuni vicini. La devozione al santuario della Schiranete è fortemente radicata nella parrocchia di Casbeno e in tutta la città. E ora la pagina sportiva, calcio Serie C. Prestazione da favola oggi della Pro Patria che a Fontana Fredda ha sconfitto la corazzata triestina col punteggio di 2-1. Le reti biancoblù di Pitù nel primo tempo e di Renault nella ripresa. In mezzo il provvisorio 1-1 degli alabardati. Ascoltiamo la soddisfazione del tecnico della Pro Patria, Riccardo Colombo. Sicuramente oggi abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che io ritengo forte, infatti quando ha fatto i cambi offensivi ci ha messo in difficoltà perché ha qualità davanti, però siamo stati veramente bravi oggi, fare veramente i complimenti a tutti perché abbiamo avuto un atteggiamento perfetto, perché siamo stati bravissimi nei contrasti, siamo stati aggressivi, più aggressivi di loro, che avevo un po' paura della loro aggressività a metà campo, invece devo dire che in tutti i ruoli siamo stati veramente efficaci. Abbiamo sbagliato un po' troppi gol perché la partita si poteva compromettere. Siamo stati ancora più bravi sull'1-1 a non farci demoralizzare dal gol preso, ma a reagire e andare a fare un altro gol. Quindi devo dire veramente che oggi sono veramente soddisfatto, probabilmente la miglior partita da inizio anno. E in Serie D invece giornata col sorriso per Varese, Varesina e Arconatese, male invece il Legnano, beffata la Castellanzese. Il racconto della domenica è firmato da Guido Ferraro con le immagini di Varese RG Ticino di Stefano Benvenu dell'agenzia Blitz. Si sono disputate oggi pomeriggio le partite della 25esima giornata sesta nel girone di ritorno nel campionato di Serie D, con il Varese che ha ottenuto l'11° successo casalingo che consente ai biancorossi allenati da Corrado Cotta di scavalcare i novaresi dell'RG Ticino. Decisive le reti del centrocampista Malinverno in chiusura del primo tempo, degli attaccanti di Maira e Banfi in contropiede nella ripresa. Successo pesantissimo anche per la Varesina, decide il giovane Sali contro la Trizzu che consente alle Fenici di agganciare al secondo posto la capolista Caldiero al primo KO casalingo della stagione. In vetta si porta solitaria l'Arconatese che passa sul campo del Brusaporto con una rete del difensore del Carro nel primo tempo e dell'attaccante Pastore ex Varese a 5 minuti dalla fine. Continua la crisi del Legnano, al quarto allenatore stagionale i Lilla sono sconfitti in casa dal Crema e sprofondano sempre di più sul fondo della classifica. Infine beffa per la Castellanzese che in vantaggio in avvio di ripresa con un gol del difensore e Compagnoni viene raggiunta al 95esimo dal Caravaggio, secondo pareggio in 3 gare nella gestione del nuovo allenatore Fiorenzo Roncari per i neroverdi. E come ormai tradizione, lo spazio dedicato alle anticipazioni di alcuni temi forti che troverete sulla Prealpina in edicola domani. Buonasera anche sulla Prealpina, in edicola domani numerosi gli argomenti, i temi, gli spunti interessanti, cronaca ma non solo, attenzione anche agli spettacoli, ormai lo sappiamo è countdown per quanto riguarda il Festival di Sanremo, ci sarà anche una cantante di Travedona Monate, Clara Soccini, e ci occuperemo appunto di questa marcia di avvicinamento all'evento canoro nazionale. E poi turismo, cultura e ambiente, la provincia di Varese in vetrina alla vita, andremo a scoprire i 10 percorsi più affascinanti che il territorio del Varesotto può offrire. E ovviamente come ogni lunedì tanto sport, doppia pagina per la trasferta del Open Job Metis Varese sul parquet di Trento per quanto riguarda il basket e ampio spazio alla domenica calcistica. Allora non perdete la Prealpina in edicola domani. Buona serata. Bene, con questo è tutto. L'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre domani alle 19. Buona domenica sera.